benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Oggi Sant'Agata a Catania, solenne pontificale in Duomo. Il cardinale Grech, la libertà è il valore più importante, gli algoritmi ci manipolano. Nel pomeriggio il Fercolo in processione per il giro interno e continuano le nostre dirette. Il giro esterno di Sant'Agata, durato 24 ore tra fede, emozioni e l'invettiva dell'arcivescovo Renna contro le scommesse tra portatori di candelore. A rilento la salita dei Cappuccini, il ritardo accumulato fa saltare l'attesa fermata a Sant'Agata la Vetere. A Niscemi situazione sempre più difficile, emergenza abitativa, zona rossa in espansione, centro storico a rischio, la frana minaccia non solo le abitazioni ma l'identità stessa della città. In Sicilia 9 comuni su 10 sono ad alto rischio frana, lo ha detto in Senato il ministro Musumeci denunciando la campagna mediatica ostile sulle presunte inefficienze del governo e del suo ministero per la mancata prevenzione della frana di Niscemi, opposizioni all'attacco. Brucia ancora l'impianto di rifiuti nel Palermitano, rischio diossina a Campofelice di Roccella e a Termini Imerese, cittadini barricati in casa, ordinanza per limitare la vendita e il consumo di frutta, ortaggi, latticini e carni nella zona. Montagna Reale, sequestrati fucili e indumenti al 50enne amico di uno dei 3 cacciatori uccisi, sospettato di aver avuto un ruolo nella strage. Domani i funerali delle 3 vittime. Porto Empedocle, il sindaco minaccia di fermare il dissalatore. Finirebbe in pianta stabile in un'area destinata alla balneazione. Canicatia intanto è a secco, le autobotti con l'acqua ferme per protesta contro i costi elevati e i tempi di carico troppo lunghi. Calcio, Catania lavora anche oggi per preparare la prossima partita di campionato, martedì con il Cerignola, il primo incontro di un lungo tour de force. Cagnelutti pronto a sostituire lo squalificato Miceli. Oggi solenne pontificale, il cardinale Grech ha detto che la libertà è il valore più importante, mentre gli algoritmi ci manipolano. Le nostre dirette continueranno anche nel pomeriggio, quando il Fercolo sarà in processione per il giro interno. Giusy Lazzara. A Catania il giorno di Sant'Agata con il solenne pontificale. La processione dei prelati verso la basilica segna l'inizio della celebrazione religiosa. Il busto reliquiario di Sant'Agata è al lato dell'altare e l'arcivescovo Renna ricorda che sono giorni di gioia, ma non si devono dimenticare gli sfollati di Niscemi e chi ha perso tutto per il ciclone Harry. Poi ringrazia il cardinale Grech, vescovo emerito di Gozo a Malta, quest'anno presente a Catania. Lo sguardo rivolto alla libertà che va oltre la sofferenza e la morte. Voi sapete che la libertà è un valore molto importante. È il punto di partenza di tutti i nostri diritti, ma la libertà è continuamente minacciata da forze che cercano di opprimerla, spesso in modo molto subdolo. Basta guardare quanto gli algoritmi influenzano la nostra vita quotidiana. Ci dicono cosa guardare, cosa comprare, cosa desiderare, perfino cosa pensare. Di contro, la paura viene usata da chi vuole controllare le persone. Mi piace immaginare Sant'Agata che abbia pronunciato nel suo cuore le stesse parole attribuite a un martire contemporaneo siciliano, Borsellino, che diceva: è bello morire per ciò in cui si crede. Continueremo a raccontare la festa con le nostre dirette di Devoti Tutti a partire dalle 16 fino a mezzanotte e domani mattina alle 5 per seguire il rientro di Sant'Agata in cattedrale.
Catania abbraccia la sua patrona. Il giro esterno di Sant'Agata, durato 24 ore, tra fede, emozioni e l'invettiva dell'arcivescovo Renna contro alcuni portatori delle candelore. A rilento la salita dei Cappuccini. Il ritardo accumulato fa saltare l'attesa fermata a Sant'Agata alla Vetere. Ripercorriamo le tappe più significative con Tonino De Mana. Alle 7.57 l'uscita dalla cattedrale per il giro esterno, alle 7.55 il rientro, 24 ore tra la gente e per la gente, un fiume bianco che ha accompagnato Sant'Agata lungo il percorso con la pioggia intermittente che ha contrassegnato la processione. Ma il maltempo non ha spento l'entusiasmo e la voglia di esserci dei devoti che hanno gremito strade, piazze, vicoli, balconi, terrazze ed ogni angolo di Catania per incrociare anche un attimo lo sguardo di Agata. Grandi assenti le candelore, rimaste sotto i portici in Corso Sicilia, ufficialmente per motivi di sicurezza per le condizioni meteo, anche se l'arcivescovo Luigi Renna sull'argomento ha usato parole forti. Anche a voi che seguite le candelore e che forse ieri avete ironizzato perché 2 candelori hanno ostacolato il normale decorso della processione. Ho letto alcuni post che inneggiavano a queste cose e devo dirvi come padre che forse a qualcuno di voi interessa più la gara, la corsa, la scommessa che Sant'Agata. Ve l'ho detto tante volte, le candelore non sono un giocattolo, sono di Sant'Agata. Stradipanti di gente piazza Carlo Alberto e piazza Stesicoro, per non parlare della salita dei Cappuccini, talmente affollata da rallentare il cammino della processione con un passaggio lentissimo che ha fatto lievitare il ritardo, tanto da fare saltare l'atteso appuntamento con i Vespri a Sant'Agata alla Vetere. Poi le suggestioni di via Plebiscito percorsa in gran parte sotto la pioggia battente. Alle 3.52 l'arrivo in piazza Palestro per i tradizionali fuochi del Fortino. Alle 7 la calata della Marina e il rientro. Devoti tutti ha seguito con voi e per voi tutte le fasi della processione con una maratona televisiva che ha regalato emozioni, suggestioni e toccanti momenti di fede. Niscemi, emergenza abitativa, zona rossa in espansione, centro storico a rischio. La frana minaccia non solo le abitazioni ma l'identità stessa della città. Gerry Italia. A Niscemi il tempo non lenisce, anzi aggrava. Quasi 2 settimane dalla frana, con il passare delle ore cresce l'emergenza abitativa. Con la ripresa delle attività scolastiche poi gli spazi si stringono e l'attesa diventa insostenibile. Dopo l'appello di Don Giuseppe Cafaura, il sindaco Massimiliano Conti a lanciare una prima ricognizione degli immobili disponibili per gli sfollati, chiedendo affitti a prezzi calmierati per evitare speculazioni. Sui portali online compaiono le prime offerte senza prezzi dichiarati, mentre resta l'incognita sugli indennizzi statali fino a 900 euro del contributo di autonoma sistemazione. Intanto crescono le richieste di aiuto, sono già 371 le istanze presentate. La zona rossa intanto si allarga. Con una nuova ordinanza il sindaco ha interdetto l'accesso a un'area di 4 km quadrati a valle della frana, con il divieto di accesso a casolari e case di campagna a valle. Si è già proceduto all'installazione di transenne nel perimetro individuato. E mentre la terra si muove ancora, trema anche la memoria. A rischio c'è la biblioteca Angelo Marziano, 4.000 volumi storici e documenti custoditi in un edificio del quartiere Sante Croci, con le fondamenta ormai erose. I vigili del fuoco e la protezione civile parlano chiaro. Oggi è impossibile intervenire. Gli eredi chiedono alle istituzioni di salvare il patrimonio prima dell'irreparabile. Ma questo non è un caso isolato. Nella zona rossa c'è il cuore più antico della città. Palazzi e chiese del 700 e dell'800. Palazzo Iacona, Palazzo Branciforte, Palazzo Masaracchio che ospitò Nino Bixio e una squadra dei 1000. Non sono edifici abusivi, ribadisce il sindaco. Qui c'è il centro storico nato dopo il terremoto del 1693. Sul posto nei giorni scorsi anche la sovrintendente ai beni culturali di Caltanissetta Daniela Vullo per verificare il patrimonio a rischio e valutare le possibili azioni. Faremo il possibile per tentare di salvare questo patrimonio culturale di grandissimo interesse, ma chiaramente le condizioni di sicurezza di chi ci lavora e degli abitanti vengono prima di tutto. A San Filippo del Mela, nel Messinese, 5 famiglie sono state evacuate dalle abitazioni di Via Europa per potenziale crollo. Lo ha deciso il sindaco Pino, che sottolinea come, diversamente da quello che sta accadendo in altre parti della Sicilia,
Non c'è una frana già in corso, ma si sta agendo in via precauzionale al fine di evitare il rischio di possibili aggravamenti. Così il sindaco. 9 comuni su 10 in Sicilia sono ad alto rischio frana, lo ha detto il ministro Musumeci nell'informativa al Senato sui danni del ciclone Harry. Orazio Longo. 1 su 10 ce la fa, il dato è sconsolante, arriva da uno studio ISPRA, l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, e lo cita il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, nell'informativa al Senato sui danni del ciclone Harry. 9 comuni siciliani su 10 sono ad alto rischio frana, dice, e aggiunge: oltre il 94% dei territori italiani è esposto a pericolo idrogeologico, valanghe ed erosione costiera. Per il ministro la situazione si è aggravata negli ultimi anni a causa del cambiamento climatico. Su Niscemi poi Musumeci sottolinea come vi sia stato negli anni un rimpallo di responsabilità che di fatto ha prodotto uno stallo. A Musoduro poi si scaglia contro quella che ha definito una campagna mediatica su presunte inefficienze del governo e di questo ministro, figlia, dice, di giudizi sommari e frettolosi. La replica delle opposizioni non si è fatta attendere. Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha attaccato il governo regionale accusando la politica locale di avere come obiettivo unico quello di spartire incarichi e chiedendo lo scioglimento dell'Assemblea regionale. Per la segretaria del PD, Ellis Line, 100 milioni non sono una cifra all'altezza di fronte a danni quantificabili in 2,5 miliardi. Per il Movimento 5 Stelle è necessario accertare subito le responsabilità e fare partire i ristori. Ogni euro investito in prevenzione permette di risparmiare 6 euro, ha detto il deputato Scerra. A Campo Felice di Roccella, nel Palermitano, è allarme diossina dopo l'incendio nello stabilimento di rifiuti di plastica. Ordinanza comunale e cittadini barricati in casa. Marco Gullà. Continua a bruciare ormai da 48 ore l'impianto di trattamento dei rifiuti plastici Ecorec che si trova a Campofelice di Roccella, nel Palermitano. I vigili del fuoco proseguono nelle operazioni di spegnimento, l'incendio è comunque sotto controllo. Ma quel che preoccupa adesso è anche l'allarme diossina emanata dai rifiuti di plastica in fiamme da circa 2 giorni. In attesa dei risultati dell'ARPA, il sindaco di Campofelice, Giuseppe Di Maggio, ha emesso un'ordinanza per limitare la vendita e il consumo di frutta, ortaggi, latticini e carni nelle aziende della zona. Sono state fatte alcune verifiche e in effetti i livelli di diossina che sono presenti nell'aria sono elevati, ha aggiunto il primo cittadino di Campofelice, per cui invito tutti a lasciare chiuse le imposte delle case. Cresce la preoccupazione tra i residenti che preferiscono quindi stare barricati in casa e non mandare i figli a scuola. I carabinieri del nucleo ecologico del comando provinciale di Palermo hanno iniziato le indagini per accertare insieme ai vigili del fuoco le cause del rogo e il rispetto delle norme antincendio e sicurezza nella zona. E i cacciatori uccisi nel bosco, una cinquantenne di Montagna Reale sotto torchio. Le indagini potrebbero essere a una svolta. Domani i funerali delle 3 vittime. Tonino De Manna. Si svolgeranno domani alle 15 a San Pierniceto e Patti i funerali dei fratelli Davis e Giuseppe Pino e di Antonio Gatani, i 3 cacciatori uccisi a colpi d'arma da fuoco il 28 gennaio scorso in un bosco a Montagna Reale sui Nebrodi. Gli investigatori mantengono il massimo riservo ma lavorano sotto traccia per risalire all'omicida. La sensazione è che la svolta potrebbe arrivare da un momento all'altro, giusto il tempo di incrociare le verifiche sullo stub prelevato sul corpo e sui vestiti della persona attualmente indagata, un 50enne amico di Antonio Gatani, le risultanze dell'autopsia sulle 3 vittime e gli esami balistici su armi e munizioni. Il 50enne non è sposato e vive insieme al fratello a Montagna Reale. Non ha mai avuto un impiego stabile e ha sempre svolto lavori saltuari in campagna. Quella mattina, avrebbe riferito ai carabinieri, era andato a caccia insieme a Gatani, ma si sarebbe allontanato poco dopo dal luogo in cui i corpi sono stati scoperti. Un racconto con molti punti oscuri che sembrano non convincere gli investigatori. All'uomo intanto sono stati sequestrati fucili da caccia ed alcuni indumenti. A Palermo un imprenditore edile e un suo parente sono stati avvicinati, intimiditi e aggrediti da 2 estorsori, padre e figlio, che chiedevano il pizzo per la realizzazione di un palazzo. La denuncia ha portato a 2 ordinanze di custodia cautelare per estorsione e violenza privata aggravate dal metodo mafioso.
Catania ruba rame da una cabina elettrica sul lungomare, ma i cavi prendono fuoco e le fiamme gli distruggono l'auto. Il ladro è finito ai domiciliari, recuperati tra i rottami della macchina i resti dei cavi di rame rubati con diverse batterie quasi del tutto disciolte, una delle quali risultata trafugata da un'altra cabina elettrica, questa in Viale Kennedy. Scontro aperto sul dissalatore di Marinella, il sindaco di Porto Empedocle dà ragione al comitato Mare Nostrum e minaccia sigilli sull'impianto. Al centro delle polemiche la natura della struttura e il suo impatto sull'ambiente. Davide Sardo. Minaccia di sigilli al dissalatore di Marinella. Il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, prende posizione e dà ragione al comitato Mare Nostrum, riaccendendo lo scontro sull'impianto realizzato durante l'emergenza idrica. Al centro della vicenda c'è la natura del dissalatore, costruito in regime emergenziale e inizialmente indicato come mobile e provvisorio. Una definizione che, secondo il comitato, sarebbe stata confermata anche nel corso di un consiglio comunale aperto dall'ingegnere delegato dal commissario per l'emergenza idrica. Il quadro cambia però con un decreto commissariale che qualifica l'impianto come struttura fissa. Un passaggio ritenuto decisivo perché il dissalatore insiste su un'area destinata a parcheggi e servizi per la balneazione. Senza una variante al piano regolatore comunale, sostengono i rappresentanti di Mare Nostrum, l'opera rischierebbe di essere abusiva. Da qui la richiesta al sindaco di un atto formale per impugnare il decreto. In caso contrario, avverte il comitato, le prese di posizione resterebbero solo politiche. La vicenda resta aperta tra nodi urbanistici ed emergenza idrica. Protesta a Canicattì, le autobotti costrette a fermarsi in un solo punto di carico insufficiente a servire la città. E poi per chi non è allacciato al servizio idrico comunale, un'autobotte costa fino a 75 euro, con disagi crescenti per i cittadini. Ancora Davide Sardo. Canicattì è a secco e gli autobottisti si fermano. Scatta la protesta contro la gestione dell'emergenza idrica. Da ora il carico dell'acqua è consentito esclusivamente al serbatoio AICA nel parcheggio Padre Gioacchino Lalomia. Un solo serbatoio e un bocchettone di piccole dimensioni, giudicati del tutto insufficienti. Per rifornire circa 26 autobotti serve un'intera giornata, tempi incompatibili con la richiesta di una città vasta e in piena emergenza. Noi non possiamo lavorare più alle condizioni che ci dà AICA. In pratica AICA, prima di firmare il contratto con loro, ci aveva promesso che doveva fare tanti bocchettoni per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, invece non è stato così. Gli operatori denunciano che con queste condizioni non conviene più lavorare e diventa impossibile garantire il servizio ai cittadini. Intanto il servizio idrico pubblico continua a essere ritenuto carente, spingendo sempre più famiglie a rivolgersi ai privati. Bisogna impugnare il decreto ministeriale numero 42 del 2025, quindi procedere ad un ricorso amministrativo e denunciare gli eventuali abusi, così come ha detto il sindaco. A pesare anche i costi. Per chi non è allacciato alla rete AICA, una fornitura d'acqua tramite autobotte può arrivare a circa 75 euro. La protesta si inserisce in un contesto già segnato da forti criticità, mentre a Canicattì l'emergenza idrica resta senza risposte concrete. Palermo, il Consiglio di amministrazione dell'aeroporto darà il via domani alla privatizzazione dello Scala. È una scelta che guarda al turismo siciliano in costante crescita e punta sulla competitività. Ma i danni causati dal ciclone Harry fanno temere un calo di arrivi. Maglio Viola. 22 milioni di presenze nel 2024, una crescita del 12% circa nel 2025 che ha portato a un totale di 24 milioni e mezzo di turisti. E poi le vacanze invernali, quelle di Natale, che hanno segnato un allungamento medio di un giorno nel periodo di permanenza del turista. Prima era in media 2 giorni a Palermo e Catania, 1,5 a Siracusa, ora si attesta a 3 giorni a Palermo e Catania, 2 a Siracusa, 1 a Messina. Dati positivi non solo se presi in sé, ma anche perché mostrano una crescita continua e costante dal post-Covid in
poi. Una crescita che rischia di arrestarsi adesso nel 2026 a causa dei danni del ciclone Harry. I turisti sono preoccupati dalle notizie che sentono, dalle immagini di devastazione che vedono e le prenotazioni frenano in vista della Pasqua. Si teme anche che il trend rimanga in discesa per l'estate. Molti operatori pensano di non riuscire a ripristinare per tempo lidi, ristoranti e strutture costiere in genere. È una vera e propria corsa contro il tempo. È in questo clima che procede la privatizzazione degli aeroporti maggiori siciliani. La Catania l'ha già avviata. Palermo lancerà domani la sua procedura con la scelta di un advisor che spetterà al Consiglio di amministrazione di GESAP riunito venerdì. L'advisor dovrà valutare l'aeroporto di Palermo. Il comune ha già inserito nel suo piano di rientro una previsione di incasso di almeno 26 milioni entro la fine del 2027, ma la maggior parte delle azioni sono della città metropolitana. La privatizzazione non è soltanto un modo per far cassa, ma una esigenza di competitività, secondo il sindaco Roberto Magalla. L'aeroporto di Palermo è in salute e in crescita, si avvia a raggiungere 10 milioni di passeggeri entro l'anno, ma serve maggiore competitività sui mercati internazionali. Una impostazione condivisa da Palermo fino alla regione, ma osteggiata dalle opposizioni. Icona è il titolo di una mostra inaugurata a Catania al Palazzo della Cultura, figlia del progetto sociale di un gruppo di artisti contro le microdiscariche nel centro storico. È aperta fino al 12. Orazio Longo. 9 tele originali realizzate da altrettanti artisti che hanno per soggetto Sant'Agata. Obiettivo del progetto è quello di utilizzare il linguaggio dell'arte contemporanea per sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle microdiscariche sparse nel centro storico, affingendo ai muri copie delle opere originali realizzate dagli artisti. Un'idea dell'Associazione Culturale Basaltica, organizzata insieme con il Comitato Festa di Sant'Agata a sostegno della campagna Catania è casa, che dopo la pittura e la fotografia prosegue nel 2026 nel solco del design. Gli artisti, alcuni emergenti e altri con esperienze internazionali, sono stati selezionati dal Comitato Scientifico di Basaltica dopo una manifestazione di interesse. Esponenti di diversi linguaggi espressivi, dalla pittura alla fotografia, alla grafica e all'installazione, hanno elaborato l'icona di Agata partendo dall'immagine del fercolo votivo della Santa e restituendola con la loro cifra stilistica autoriale. Stampate in formato manifesto, le opere, i cui originali sono in mostra a Palazzo della Cultura fino al 12 febbraio, sono state appese in giro per la città in prossimità degli accumuli irregolari di rifiuti. Per il 2026 l'idea è quella di lanciare una sorta di brainstorming per ripensare alcuni spazi del centro storico, immaginando nuove edicole votive dedicate alla Santa Patrona della città, concepite secondo una sensibilità contemporanea. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con il Catania che si prepara in vista del match di martedì con il Cerignola. State con noi.